Quando si chiude l'ultima pagina di Tiamat non resta una definizione precisa, resta più che altro una sensazione. È come se la storia continuasse a lavorarti dentro anche dopo aver finito di leggerla. All'inizio potrebbe sembrare un fantasy, ma in realtà non è solo quello, perché dentro ci sono il mito, la storia, l'archeologia e tutto quello che appartiene alla Sardegna. Io parto da una cosa molto semplice. Sono sempre stata affascinata dalle teorie di Zaccaria Sitchin e da quel modo di guardare il passato in maniera diversa, più aperta, meno definitiva. Non per trovare risposte assolute, ma per pormi delle domande. Da lì sono nati alcuni romanzi, uno di questi è Tiamat. Non volevo costruire una storia chiusa dentro un genere preciso, ma intrecciare queste suggestioni con la Sardegna, con i suoi luoghi reali, con le sue leggende e con una mitologia che secondo me è ancora poco raccontata per quello che merita. La Sardegna, in questo libro, non è uno sfondo, è una presenza. È una terra che porta dentro tracce antiche, visibili e invisibili, che fanno parte della storia tanto quanto i personaggi. Per questo ho scelto luoghi precisi, riconoscibili, perché volevo che tutto restasse ancorato a qualcosa di reale. I personaggi si muovono dentro questi spazi, senza separare davvero quello che è concreto da quello che non lo è, perché è proprio in questo equilibrio che la storia prende forma. Non mi interessava dare risposte, ma creare un percorso in cui il mistero resta e, in qualche modo, continua anche dopo. Alla fine, questo libro è un modo per raccontare la Sardegna come la vedo io. Una terra antica, piena di simboli, di silenzi e di cose che forse non abbiamo ancora capito fino in fondo. E ringrazio la casa editrice Eclissi Studios per il lavoro svolto per portare Tiamat nelle librerie e online.